Domenica 17 maggio per la finale dei playoff ritroviamo sul campo di casa il Lendinara. È una squadra che abbiamo battuto 3 settimane fa per 4-0, ma è venuta con una tifoseria particolarmente accesa. Ci aspettavamo una partita particolarmente impegnativa, l'abbiamo risolta bene. Guardiamoci lo spettacolo dell'inizio partita, l'entusiasmo dei nostri avversari che si sono comportati bene durante tutta la partita e anche nel finale sono stati sportivi. Dirige l'incontro il signor Marafon, assistito dai signori Bresolini e dal Cortivo. E finalmente comincia il primo tempo, la battuta è del Lendinara. La prima azione è del Santa Lucia, dopo la battuta di Peritore sulla respinta Fiero recupera palla e si lancia verso l'area avversaria, combatte egoisticamente con i difensori, poi in qualche maniera riesce a metterla per Badia che non riesce a girarsi, la palla esce a fondo campo. Ed è ancora Santa Lucia, rimessa da fallo laterale di Salvagno, poi Porcelli, Ambrosio, Fiero, Badia si trova solo davanti al portiere, ma la palla colpisce il palo ed esce sul fondo. Reazione del Lendinara, Rissieri riceve palla e lancia Farinazzo sulla destra del campo, poi tentano lo scambio in area ma vengono ribattuti. Rissieri recupera palla, combatte con i difensori, poi la palla carambola e Nardi spazza. Poco dopo è ancora Rissieri che si lancia contro la nostra area, viene atterrato da Nardi e vediamo il primo giallo. E prima della battuta della punizione vediamo anche i primi fumogeni accesi dai tifosi del Lendinara. E tra i fumi dei fumogeni vediamo la battuta, ottimo tiro che sfiora l'angolo alla destra di Peritore. Adesso è Travaglini che riceve palla sulla sinistra del campo. Ottimo assist per Rissieri che la spara a lato. E dopo un po' altro giallo per Arduini che ferma Farinazzo in questa maniera. E ancora una discesa del Lendinara, alla fine della quale Farinazzi si scontra con Peritore, per l'arbitro tutto regolare. E arriviamo all'azione in cui andiamo in vantaggio, rimessa da calcio d'angolo di Nardi per Porcelli, che retropassaggio per Salvagno che tira, Peritore intercetta, la mette per Viola che insacca. Non c'è tempo per riprendere la partita, l'arbitro fischia, manda tutti al cooling break. Alla ripresa c'è questa apertura di Cortegiano per Travaglini che si fa tutta la parte destra del campo, arriva in area e tira, la palla colpisce la rete sopra la traversa. Battuta da calcio d'angolo e colpo di testa di Princi che si perde tra una selva di gambe, poi Rissieri è murato da Arduini
Ambrosio spazza, rimessa da fallo laterale dell'Endinara, scambio e cross verso il centro, tiro al volo di Farinazzo che supera la traversa. E altro calcio d'angolo battuto dall'Endinara, la palla colpisce la testa di Cortegiano, carambola all'indietro e Travaglin spara una cannonata che esce a fil di palo. E sulla rimessa di Peritore l'arbitro fischia, chiude il tempo e manda tutti a riposare. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Poco dopo vengono accesi dei fumogeni al limite del campo, dobbiamo filmare nella nebbia, c'è questa azione dell'Endinara, vediamo un tiro di Rizzieri verso il centro ma poi l'azione sfuma. E finalmente il cielo si schiarisce, scambio Tomelleri-Ambrosio e tiro di Tomelleri in avanti, colpo di testa di Nardi che supera la traversa. E prima sostituzione nell'Endinara, Bellini lascia il posto a Balbo. E arriviamo all'azione che ci ha portato al raddoppio, rimessa da fallo laterale di Salvagno, tocco di Porcelli per Ambrosio che crossa, sulla ribattuta è pronto Tomelleri che piazza un tiro a filo di palo e raddoppia. Il raddoppio è stato un bel colpo per il Lendinara che non smette di credere, incoraggiati dalla tifoseria ci provano ancora con questa azione complessa, vari scampi, bei passaggi, Rubini, Rizzieri, Cortegiano e Farinazzo, ma il suo tiro è debole, Peritore para facilmente. Un nuovo cambio nell'Endinara e cambio anche nel Santa Lucia, Nardi lascia il posto a Riva. Ed è Riva che lancia Porcelli sulla destra del campo, arriva fino a fondo campo e fa un cross verso il centro dell'area, colpo di testa di Bettonte, tiro al volo di Fiero e fiacco per Sampara. Il risultato è pesante, la fatica e il caldo cominciano a farsi sentire. Le azioni dell'Endinara sono blande, palla attraversa tutta l'area e esce sul fondo. Si tenta una sostituzione anche nel Santa Lucia, ma l'arbitro ferma il gioco e manda tutti al cooling break. Sostituzione del Santa Lucia prima della ripresa, Belfanti prende il posto di Peritore. E la partita riprende con questa rimessa da fallo laterale di Salvagno, Riva se la porta avanti e poi la mette per Soave, forse in fuorigioco, la palla è sul fondo. E ancora un cambio nel Santa Lucia, esce Badia ed entra Varano. Lancio di Rizzieri per Farinazzo che tira al volo, colpisce la traversa. È l'azione più pericolosa dell'Endinara, con un po' di fortuna avrebbe riaperto la partita. La fortuna non è favorevole neanche al nostro Varano, riceve un ottimo assist da Riva e ci prova, ma la palla esce a lato. Ma evidentemente il terzo gol era nell'aria perché con questo tiro Piero si scaglia sulla palla, evita il portiere, la mette per Prota che con questa cannonata chiude la partita.
Alla ripresa c'è questa bella azione dell'Endinara alla ricerca del gol della bandiera, il tiro di Balbo sfiora il palo ed esce sul gol. E nell'azione successiva quasi raggiunge l'obiettivo, il tiro di Rizzieri è respinto da Peritore e poi Viola spazza. E ancora una sostituzione nell'Endinara, seguita da un'altra del Santa Lucia. Pasini prende il posto di Fiero. Varano ha voglia di gol, serve Rivia e poi riparte, recupera la palla, si porta quasi in porta, spara, ma la palla è fuori un'altra volta. E poco dopo, partendo da questa rimessa da fallo laterale, è Pasini che ci prova, gran tiro che finisce a lato. Il risultato ormai consolidato, ma cerchiamo il quarto gol. Rota riceve palla, la mette per Pasini, ma Bersan si oppone alla sua cannonata. Ci riprova l'Endinara con questo cross di Balbo, Farinazzo la alza di testa, ma Peritore raccoglie. Il tempo a disposizione è finito, vediamo le ultime battute, poi su questo tiro che esce a lato l'arbitro fischia e chiude la partita. È stata una bella gara, godiamoci la vittoria. Per scaramanzia non diciamo altro, ringraziamo i nostri giocatori che si sono impegnati per arrivare fino a questo punto e speriamo in bene per l'avvenire. E ultimo applauso per la tifoseria dell'Endinara che si era preparata bene per la vittoria, tornano a casa delusi, ma applaudono comunque i loro giocatori.